scienza, prassi ed emozioni, ma anche fare rete per delineare una vera e propria best practice. Sono queste le parole chiave alla base dell'importante convegno sui disturbi neurocognitivi tenutosi giovedì 3 ottobre presso la Civitas Vitae Angelo Ferro di Padova nell'Auditorium Pontello e voluto dalla Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus per condividere la ricerca e l'applicazione di soluzioni che non solo rispondono ai bisogni sanitari ma anche emotivi e relazionali delle persone affette da demenza e che attraverso la formazione, l'informazione su modelli innovativi giorno dopo giorno dimostrano la loro efficacia, offrendo l'opportunità di creare sinergie per la realizzazione di un approccio sistemico, replicabile e integrato di assistenza, dove la persona è protagonista del percorso di cura in un ambiente che valorizza la sua identità e le sue capacità con il supporto di team multidisciplinari altamente qualificati. Ne abbiamo parlato con il presidente della Fondazione OIC Andrea Cavagnis e il direttore Fabio Toso. Presidente Cavagnis, oggi un altro nuovo importante momento di approfondimento voluto dalla Fondazione Opera Immacolata Concezione su un tema molto importante per il welfare sociale e non solo. Quest'oggi teniamo questo convegno sul decadimento cognitivo, che è uno dei problemi importanti che affligge la nostra società a livello sociale, a livello economico, a livello di persona e a livello di strutture che si occupano di interagire con le persone che soffrono di questi disturbi. È un problema che sta diventando importante per l'aspetto numerico, perché la crescita di queste patologie è più che proporzionale rispetto alla crescita dell'invecchiamento della popolazione, quindi questo crea delle necessità di dare risposte su vari fronti, sul fronte amministrativo, economico, sull'inquadramento di questa problematica, sugli spazi da dedicare a questa cura, a questa profilassi, a queste prassi di trattamento. E noi qui in OIC come fondazione cerchiamo di portare avanti un discorso di innovazione che va oltre l'aspetto della cura farmacologica del problema, ma cerca di creare una cura di tipo olistico, di tipo esperienziale, creando degli spazi che alleviano la sofferenza delle persone e diminuiscono il problema del decadimento cognitivo. Questi spazi si chiamano Borgo Nuovi Passi, sono degli spazi che racchiudono in sé le esperienze di vita che la persona che è afflitta da questa patologia può aver vissuto a livello familiare, a livello professionale, a livello abitativo anche, quindi attraverso il ricordo di quegli spazi, attraverso l'esperienza riportata ad oggi di quegli spazi, riacquisiscono una consapevolezza maggiore della loro persona, del loro essere qui assieme a noi. Oggi abbiamo un convegno dove partecipano i più grandi esperti, i più grandi conoscitori, coloro che hanno portato avanti a loro volta delle esperienze innovative nella cura di queste persone. Noi crediamo molto che ci sia in questo campo bisogno di uno scambio, di un lavorare insieme, nessuno ha la ricetta perfetta, si va per esperienze. E lo scambio di queste esperienze per noi è fondamentale per aiutarci a crescere e a proporre cose innovative. Per questo diamo grande importanza a questa giornata. Purtroppo le persone che sono affette da questa situazione sono moltissime, nelle nostre strutture sono più del 10% delle persone che risiedono nelle strutture per non autosufficienti. E quindi non si può trattarle come le altre, bisogna che si creino delle prassi, delle modalità, dei modelli di trattamento specializzati. Presidente, e presto la Fondazione Opera Immacolata Concezione raggiungerà i 70 anni. Sì, è una tappa molto importante, 70 anni di attività nel settore dell'assistenza alle persone fragili, in particolare alle persone anziane, quelle non autosufficienti. Partiamo da qui, partiamo da questa grande esperienza, da questa grande missione che fin dall'inizio la Fondazione si è data. Questa esperienza, questo background ci serve proprio per affrontare tematiche particolari, tematiche nuove, per essere innovativi, per utilizzare le competenze, per innovare
nel segno sempre di portare benessere alle persone fragili. Da quando abbiamo dato il titolo a questo convegno, insieme molto ancora possibile, chi promuove questi percorsi deve farlo nel tempo, quindi noi promuoveremo questo primo incontro e un altro anche l'anno prossimo. Nel frattempo faremo anche dei percorsi formativi, sempre destinati ai professionisti, perché questo è un tema, e ce l'hanno detto i relatori di oggi, dove bisogna essere competenti, bisogna prepararsi, ma soprattutto bisogna condividere e fare rete. Il progetto del BDDA regionale, che vede coinvolte tutte le professioni, vede la difficoltà proprio nella condivisione fra professionisti, quindi creare momenti di incontro è la chiave perché questo possa avere successo. E oggi c'è anche il momento dedicato alla premiazione delle emozioni. Quando diciamo essere professionisti in questa attività, soprattutto quando si parla di decadimento cognitivo, bisogna essere professionisti che sanno essere al servizio, a fianco e a disposizione delle persone, bisogna accoglierle e quindi abbiamo voluto così raccogliere da parte di tutti i partecipanti nei vari ambiti che si occupa all'interno delle residenze, chi in famiglia, chi nel servizio domiciliare, chi nel diurno, chiedere un loro contributo ma soprattutto di passione, di pensiero, infine di emozione, e che lo possono trasmettere attraverso delle foto, dei filmati. Abbiamo avuto tantissimi contributi, questo a testimoniare che i professionisti veramente partecipano, sentono, si emozionano loro e quindi hanno voluto poi portare queste testimonianze e stasera li premieremo i migliori, una sorta di festival delle emozioni. Ecco, sarà proprio questo, una condividere con tutti e i premiati avranno le loro soddisfazioni, ma credo che questo voglia dire che i professionisti dell'assistenza hanno un cuore. Il convegno si è concentrato su patologie di grande rilevanza sociale per il numero crescente di persone colpite e per le ricadute notevoli che questo tipo di patologie comporta, implicazioni psicologiche, emotive, sociali ed economiche che riguardano non solo i malati di disturbo neurocognitivo ma anche le loro famiglie e la comunità in generale. In Veneto circa 85.000 persone sono attualmente affette da decadimento cognitivo con una prevalenza significativa tra la popolazione over 65. Si prevede che questo numero possa crescere del 45% nei prossimi 10 anni, raggiungendo oltre 120.000 persone entro il 2034 ed in misura più che proporzionale rispetto all'invecchiamento della popolazione e dell'aumento dell'aspettativa di vita. Questo aumento pone sfide notevoli per il sistema sanitario e sociale, che dovrà per questo continuare a sviluppare strategie innovative per la presa in carico delle persone affette da queste patologie. La Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus, con quasi 70 anni di storia, non è soltanto un luogo di assistenza o più banalmente una rete di case di riposo dislocate in tutto il Veneto, ma un modello innovativo per la presa in carico della persona, un esempio di come si possa rispondere ai bisogni delle persone fragili con soluzioni all'avanguardia e con un approccio olistico. Dottoressa Cagnin, tante sono le sfide, ma tante sono anche le opportunità per un nuovo approccio a quelli che sono i disturbi neurocognitivi. Stiamo vivendo un'epoca storica, un momento in cui si rompono delle barriere e il momento è quello di sensibilizzarsi a una diagnosi precoce, che non vuol dire necessariamente una diagnosi di malattia, ma semplicemente magari di un rischio che si corre di sviluppare dei problemi andando in là con l'età, oppure una presa in carico più attiva del benessere del cervello, un po' comportandosi come si fa per l'oncologia o per l'apparato cardiovascolare. Trattiamo il cervello come il cuore, stiamo attenti a dei segnali d'allarme che possono essere banali ma invece possono essere il segnale di qualcosa che non va, e prendiamoci carico di una valutazione. Perché questo e perché adesso? Perché siamo in un'epoca, dicevo, storica, in cui si può fare qualcosa di attivo non solo di prevenzione, ma anche di valutazione per delle nuove terapie che speriamo tutti arrivino al più presto. Sono già state approvate negli Stati Uniti, in alcuni paesi dell'Oriente, in UK, in valutazione per l'Europa, e al di là di quando arriveranno questi farmaci, noi speriamo prestissimo, fra 1 anno, 2 anni, ma al di là di questo è importante considerare la malattia come qualcosa di aggredibile, non una ineluttabilità. Per fare questo occorre molta consapevolezza e aspetti educativi ed educazionali come quello che si è svolto oggi qui all'OIC. Professor De Leo, lei ha parlato di ageismo e di quella anche lessico che nella comunicazione diventa stigmatizzante. Io lì ho pensato a Berger e Luckman, sociologi che parlano della società e di come anche il rivolgersi alle persone con un lessico sbagliato sia allo stesso tempo fautore
di una stigmatizzazione ghettizzante, e oggi proprio nel suo intervento si è parlato anche di questo, con il bisogno di andare anche oltre quella siepe pascoliana che è il limite. Mi piacciono i suoi confronti. Chiamare una persona vecchia è offensivo, ghettizzare gli anziani o le persone che hanno vissuto più a lungo di te, chiamandole appunto la colonna grigia o la colonna bianca o gli âgés, eccetera, tante modalità diverse per designare un gruppo di persone che hanno vissuto di più e che come tali sono portatori o portatrici di una conoscenza e di un'esperienza e molte volte di un equilibrio che sarebbe molto utile e importante per le popolazioni più giovani. C'è un movimento internazionale che si chiama Reframing Aging, quindi che vuol dire faccio una modificazione sostanziale della cornice dell'invecchiamento e evito di dare nomi inappropriati, stigmatizzanti a questo gruppo di persone che ha un'età più avanzata, sono adulti più anziani. Il problema della nostra società negli suoi strati più avanzati, che è una società destinata a crescere in età ulteriormente e quindi ad acuire ancora questi aspetti, è la sensazione pervasiva di solitudine e di inutilità. Sono due categorizzazioni molto pesanti da portare addosso. La solitudine poi è insopportabile e quindi è una sorta di condizione che non solo ti accorcia la vita, ma soprattutto danneggia profondamente la qualità della vita che stai vivendo. L'altro aspetto è la sensazione altrettanto pervasiva di inutilità, cioè il tuo unico interesse è un interesse commerciale, ma è anche un interesse commerciale ridotto perché consumi meno degli altri e quindi anche da questo punto di vista sei considerato meno. Il tuo ruolo nella società è vissuto generalmente come nullo e quindi i tuoi diritti umani ne risultano di fatto impoveriti, quindi sei un paziente di seconda categoria, sei un paziente che può non ricevere le cure perché troppo avanzate, le cure vanno riservate ai più giovani, l'abbiamo visto tragicamente con il Covid, e quindi devi attraversare delle correnti esistenziali così forti che veramente minacciano la tua vita e la qualità della vita che resta a una persona. Dobbiamo fare tutti degli sforzi perché questa corrente diventi almeno meno forte. Sarà un viaggio lungo da affrontare, però si può fare assieme, superando burocrazie, superando ostilità o diffidenze di settori che invece devono lavorare assieme, e soprattutto oggi che siamo in una residenza avanzata per intenzioni, per strutture, per offerta, possiamo dare un esempio di come si possono promuovere iniziative e attività assistenziali, ma anche di ricerca, perché poi l'assistenza migliore avviene dopo la ricerca migliore, quindi non possiamo trascurare la ricerca e continuare a copiare o a importare quello che fanno gli altri, perché la nostra cultura ha delle peculiarità sue e quindi non basta adattarla, ma dovrebbe essere generata autonomamente e quindi nascere in un modo spontaneo. La presa in carico è la parte fondamentale dopo la comunicazione della diagnosi ed è quella che il paziente ci chiede per poter affrontare la malattia in modo appropriato e in modo sereno. Il primo aspetto è coinvolgere più professionisti nel lavoro di squadra per rispondere ai bisogni complessivi di questa malattia, quindi la multidisciplinarità. Un altro aspetto importante riguarda la garanzia della continuità, quindi dobbiamo superare l'idea della frammentazione dei percorsi a favore di una uniformità nel territorio regionale che garantisca alla persona, alla famiglia, l'intercettazione del percorso più corretto per non cercarlo basato sul sentito dire, ma su dei dati che sono assolutamente riconoscibili per tutti. Quindi migliorare la comunicazione dei servizi è un aspetto rilevante e l'integrazione tra i diversi servizi, tra i diversi stakeholder. Questi sono forse i tre elementi su cui noi dobbiamo lavorare per garantire alle persone una presa in carico che sia integrata, continuativa e sia appropriata in tutte le fasi della malattia.
E un altro aspetto è quello del fare rete. Questo importante convegno è stato voluto proprio dalla Fondazione Opera Immacolata Concezione per dare un messaggio, quello del bisogno di unirsi per un obiettivo e una mission comune. La rete è uno degli aspetti più rilevanti che la Regione tra l'altro sta supportando in maniera concreta, tanto che ha creato un coordinamento che si chiama Coordinamento Rete Patologie Neurodegenerative, a testimonianza dell'importanza di fare rete. E OIC è una parte del percorso, una parte del network, e quindi è importante che anche chi si occupa delle persone in questa fase importante, che è la fase diciamo più avanzata nella maggior parte dei casi, sia dentro la rete. Quindi importantissimo il lavoro che sta facendo questo convegno. Sensibilizziamo tutto il percorso, sensibilizziamo a lavorare insieme tutti i componenti coinvolti nel lavoro che noi stiamo portando avanti in questi anni. E da sempre, prima con i nuclei Nuovi Passi e poi con la loro naturale evoluzione in Borgo Nuovi Passi, la Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus si conferma promotrice di un miglioramento continuo e concreto nella qualità della vita delle persone, e con la volontà di continuare a costruire una innovativa disponibilità di prassi e modelli che diventano missione comune e condivisa per il bene di tutti, e con un obiettivo chiaro che vede la presa in carico delle persone affette da disturbi neurocognitivi non limitarsi al curare, ma continuare a creare contesti di vita che restituiscano alle persone fragili la loro autonomia e il loro ruolo sociale. Valentina, logopedista, adesso è il momento un po' di tirare le fila di questo importante convegno con quello che sono gli spunti che ti ha lasciato questo importante momento di riflessione e di scambio. Sì, sto trovando questo convegno davvero molto interessante, gli spunti sono tantissimi, soprattutto per poi la mia attività clinica che è da sempre con l'età fragile dell'anziano. Trovo che la sensibilità di OIC per la tematica, questo convegno sia venuta all'apice invitando moltissimi esponenti del settore che stanno dando veramente un contributo importante e offrendo spunti davvero molto interessanti. È bello vedere come diverse professioni ruotano attorno a questa problematica e tutti sono sensibilizzati verso questa difficoltà che comunque è in crescita e che quindi bisogna tempestivamente intervenire per prevenire, per lavorare con le persone con disturbo neurocognitivo. Gli spunti sono tanti. Io lavoro da sempre in residenze per anziani, in centri servizi. In questo momento sto operando alla CSA Tiepolo di San Martino di Lupari. Da diverse cose che ho sentito oggi potrebbero essere interessanti delle collaborazioni con il territorio, ad esempio con i dentisti, con i igienisti dentali, con audioprotesisti, proprio per andare a lavorare il prima possibile su delle problematiche che possono andare a rallentare quello che è il disturbo neurocognitivo che buona parte dei residenti in struttura poi di fatto presenta. L'occasione di oggi è stata un'occasione preziosa per rivedere quelle che sono le parole chiave fondamentali del nostro lavoro. Sicuramente il prendersi cura della persona con disturbo neurocognitivo, prendersi cura del suo caregiver e prendersi cura di chi si prende cura, scusate il gioco di parole, ma di fatto è così, di chi ogni giorno si prende cura della persona anziana e di tutte le sue difficoltà e di tutti i suoi bisogni. È un sistema virtuoso, una catena del valore che ha assolutamente benefici per tutti. Tra scienza ed emozione, tra teoria e prassi, tra ciò che possiamo misurare e ciò che possiamo sentire. Insieme molto è ancora possibile.